Sarà l'autopsia a stabilire con certezza la causa della morte di Oussama Ben Rabbah, il 23enne tunisino morto dopo essersi gettato nelle acque del Brenta per sfuggire ad un controllo della polizia in via Querini martedì sera, anche se l'ipotesi più probabile è quella che il giovane sia morto per annegamento o ipotermia. La procura ha aperto un'indagine, al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. Oltre all'autopsia verranno eseguiti anche gli esami tossicologici. Il 23enne tunisino era irregolare in Italia, aveva due precedenti per spaccio ad ottobre e novembre del 2022, appena arrivato a Padova, e per questo era destinatario di un provvedimento di espulsione. Forse per questo motivo, alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga gettandosi nelle acque gelide del Brenta. Gli amici del giovane, accorsi ieri mattina sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita, hanno mosso accuse pesanti ai poliziotti. In particolare, un'amica della comunità tunisina ha detto di aver ricevuto una videochiamata nella quale si vedeva che i poliziotti stavano picchiando Oussama, una versione smentita dalla questura che si affida all'autorità giudiziaria. Le accuse mosse dalla giovane tunisina sono state definite inaccettabili e aberranti dal sindacato FSP di polizia. Come sindacato di polizia non possiamo che schierarci a favore dei colleghi che quotidianamente nel loro operato si vedono continuamente additati come razzisti, come xenofobi, dipingono un quadro generale di una situazione che in realtà non esiste. La domanda principale che si sono fatti anche molti lettori, ho notato, è nessuno ha paura di un controllo di polizia, quindi non vediamo la necessità di scappare, di sottrarsi a un controllo di polizia se non si è commesso nulla di grave. La procura ha chiesto di acquisire tutte le telecamere di sorveglianza della zona di Ponte Vigo d'Arzare e nei prossimi giorni sentirà anche i testimoni oculari.